Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Circa un anno e mezzo fa è venuto qui Lucio Caracciolo a presentare un suo libro e abbiamo lungamente discusso di guerra, di pace, di situazione geopolitica, e lui sosteneva che il 24 febbraio 2022, cioè quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ci siamo svegliati, l'Europa si è svegliata come da un sogno. Intanto un sogno che, come dire, avevamo coltivato, che dopo la caduta del muro di Berlino dell'89, dopo la riunificazione della Germania del 90, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, in Europa ci sarebbe stata la pace. Una pace che nelle intenzioni avrebbe dovuto vedere un ruolo dominante dell'Europa, emancipata parzialmente, diciamo, dall'influenza americana, che un'Europa forte, che avrebbe superato i nazionalismi e che ci avrebbe garantito una pace. Ci siamo bruscamente risvegliati da quel sogno, cioè la guerra che avevamo eliminato più forse nelle intenzioni che nelle realtà delle cose, ha bussato di nuovo alla nostra porta. Diciamo che la guerra aveva bussato anche prima, perché c'era stata la guerra dei Balcani, vicinissima a noi, della quale noi ci siamo bellamente disinteressati, considerandola una questione tra etnie, una questione che non ci riguardava, quando i miei amici triestini sentivano, come dire, il rombo dei cannoni e degli spari dall'altra parte del confine. E dice Caracciolo, scusate se ne parlo, ma secondo me l'analisi mi ha convinto, che il fatto di aver pensato che dovessimo, non potessimo, dovessimo vivere in un'epoca di pace, ci ha fatto perdere tutta la capacità, sia mentale, sia sociale, sia diplomatica, di affrontare l'ipotesi di una guerra. E devo dire, queste cose che mi ha detto un anno e mezzo fa si rivelano tristemente vere adesso, in cui di fronte alla guerra che abbiamo vicina e a quell'altra poi che è cominciata, non vicinissima ma molto vicina allo stesso in Medio Oriente, gli stati balbettano, le democrazie non sanno cosa fare. Si come dire, inventano dei mediatori dell'ultimo momento, tra l'altro personaggi anche molto equivoci, perché a me l'idea che Erdogan faccia il mediatore, ecco, io so cosa vuol dire mediazione, mi fa un certo effetto. Ecco, non voglio tirarla lunga, ma devo dire che noi siamo impreparati alla guerra, forse perché la mia generazione è l'unica che non le ha vissute. La mia mamma ha vissuto la seconda guerra mondiale, i miei nonni la prima e la seconda, e noi invece fortunatamente non le abbiamo vissute. Però ecco, trovo una impreparazione ad affrontare queste cose ovviamente per arrivare alla pace, e di cui si parlerà oggi, e io sono molto contenta che se ne parli, che pace non è solo assenza di guerra, ma è, come dire, una cultura che deve pervadere la nostra società. Vuol dire accoglienza, vuol dire capacità di superare i conflitti, quella è la pace. È molto di più che non fare la guerra, la pace nelle società. Chiudo perché proprio qui 2 anni fa abbiamo presentato il libro postumo purtroppo di Gino Strada, perché nel frattempo era mancato, e chiudo con le sue parole. Gino Strada non ragionava mai sulle cause della guerra, non gliene fregava niente,
perché molto spesso erano solo degli alibi quelli per fare guerra, non c'erano delle cause vere, ma ragionava sempre sugli effetti. E allora dice: se ragiono sugli effetti, la guerra è sempre ingiusta. La guerra me la trovavo davanti nella sua unica realtà, le vittime, soprattutto civili, soprattutto bambini. Per me la guerra ha la faccia di un uomo stravolto dalla sofferenza, il rosso caldo del sangue, la puzza di bruciato. E se si guardano gli effetti della guerra, la guerra non è mai giusta. La guerra non è mai la soluzione. La guerra è sempre il problema. Se l'uomo non butterà fuori dalla storia la guerra, sarà la guerra che butterà fuori dalla storia l'uomo. Grazie. Bene, grazie alla Presidente Maraggia, alla Presidente dell'Ateneo Veneto. Mi dispiace che siamo così pochi e poche, però va bene. L'importante è parlarne insieme. Questo è un incontro in realtà più che sulla pace, sul disarmo, che è ovviamente collegato alla pace, ma perché? Perché una parola disarmo che contiene non solo una speranza, spero non una semplice utopia, ma è un'istanza, ecco, una parola che ci pare che oggi sia smarrita. E l'intento qui è invece di ricordare chi, e non sono stati pochi, ha lavorato su questa istanza a partire dal dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, raccontando appunto lo sforzo che si fece per operare, per mettersi insieme, creare legami e istituzioni sovranazionali proprio per prevenire la propagazione delle armi atomiche, la propagazione della guerra e aprire la strada al disarmo e al rispetto dei diritti umani. Ecco, perché questa cultura, oltre a essere espressione del desiderio, credo, dei popoli, non è solo una questione di istituzioni staccate dal sentire della gente comune, ma ecco, perché questa però divenisse una cultura di governo degli stati e che l'azione di un singolo stato dovesse riferirsi e conformarsi a questa istanza. Quindi l'importanza di costruire istituzioni sovranazionali. E ora invece noi vediamo che le decisioni delle corti internazionali di giustizia, dei diritti umani, le indicazioni dell'ONU sono disattese, non ascoltate né rispettate, peggio delle volte ridicolizzate. C'è un ritorno al recinto, ai confini, a riferirsi alla nazione per smentire questo fondamentale ma fragile lavoro di cooperazione e quindi indebolire queste istituzioni, così come è anche attaccata l'Europa. Io non voglio parlare molto perché poi le mie competenze su questo sono anche limitate. Questo è un incontro che l'Ateneo ha organizzato con il Centro di Ateneo per i diritti umani, Antonio Papisca dell'Università di Padova, e io ringrazio davvero della loro disponibilità a venire qui e li presenterò adesso, man mano do loro la parola. Comunque ci sarà appunto Alessandro Pascolini che parla per primo del Centro di Ateneo e appunto lo presento quando gli darò la parola. Disarmo, mito o speranza. Marco Mascia, sempre del Centro di Ateneo, presidente anzi del Centro di Ateneo, che ci parlerà dell'ordine mondiale di fronte al bivio, multilateralismo e diritto internazionale o anarchia o guerra. Quindi il primo intervento ci fa un po' la storia di questa istanza del disarmo e il secondo entra sull'attualità. Poi ci sarà un intervento da remoto di Marianella Sclavi, che fa parte del Movimento Europeo di Azione Non Violenta e diciamo ci parla un po' dei cittadini come peace building, cioè come forze
dal basso, ma che devono coinvolgere anche ovviamente le istituzioni per costruire appunto un'alternativa o un argine alla guerra. Abbiamo piacere di avere qui l'assessora di Padova, Francesca Benciolini, che in questo caso appunto ci parlerà dell'azione degli enti locali, della costruzione di una cultura di pace. Se avanzerà tempo, ma solo se avanzerà tempo, vorrei dire qualcosa ricordando una grande madre del disarmo che è Berta von Suttner, una figura della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, che è prima donna ad essere insignita del premio per la pace nel 1905. Allora io adesso passo subito la parola a Alessandro Pascolini, che ha appunto del Centro di Ateneo per i diritti umani, ha insegnato fisica teorica e scienze per la pace all'Università di Padova, si occupa di fisica nucleare, comunicazione scientifica, tecnologie militari, controllo degli armamenti, ha anche un blog su questioni strategiche su il Bo Live dell'Università di Padova. Quindi a lui la parola: disarmo, mito o speranza? Ringrazio per l'invito che mi ha dato l'occasione di tornare in questa bellissima sala che non vedevo da molti anni. L'argomento che vogliamo affrontare è appunto vedere come il disarmo è un termine che viene utilizzato in moltissimi contesti, se ne parla in modo molto vario, attribuendolo a dei processi o a dei progetti che sono molto diversi. Secondo me possiamo dividere due classi importanti di disarmo, o chiamata disarmo. Abbiamo quelli che hanno degli organi di controllo su quello che succede, e qui abbiamo il disarmo propriamente detto, ma anche il controllo degli armamenti e i regimi di non proliferazione. E poi ci sono anche delle accezioni di disarmo dove però non ci sono organi di controllo. Questo è il tipico disarmo alla fine di una guerra in cui molte armi vengono eliminate, oppure si ha nel caso di superamento politico di conflitti storici, e questi sono più rari. Abbiamo la pace di Ghent fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, che ha eliminato le armi lungo il confine fra Stati Uniti e Canada. Poi abbiamo avuto la dissoluzione della cortina di ferro, e quello che era il fronte più armato che correva nell'Europa centrale improvvisamente ha visto tutte le armi eliminate. Ci sono anche limitazioni multilaterali che non hanno organi di controllo, per cui io le considero deboli, sebbene importanti, come vedremo. C'è la Convenzione delle armi biologiche, il bando delle mine antiuomo, il bando delle armi a grappolo e, dichiarazione di buona volontà, il bando delle armi nucleari. E poi c'è il disarmo generale completo, un termine che torna frequentemente nella storia, negli incontri e nei documenti in cui parleremo anche. Noi ci concentriamo su quelle formulazioni forti, lasciando quelle deboli, che come dicevo sono importanti, però secondo me sono lontane dal concetto vero di disarmo. Cos'è il disarmo? Il disarmo è quando noi abbiamo una eliminazione totale di una classe di armi, assieme ai loro vettori. Questo richiede inoltre che ci sia il blocco della ricerca e di sviluppo di questo tipo di armi, venga smantellato ogni impianto che produce queste armi, oppure può venire riconvertito ad usi pacifici. Occorre sciogliere i corpi militari addetti all'uso specifico di questa classe di armi. Inoltre bisogna togliere queste armi dalla dottrina militare e dalla politica strategica del Paese. E tutto questo deve avvenire con dei sistemi di controllo e verifica. Per me solo in questo caso si può parlare di disarmo. Disarmo universale, ho detto anche generale e completo, naturalmente è un passo ulteriore di difficoltà in cui bisogna eliminare non una classe speciale di armi, ma tutte le armi assieme a tutti i loro vettori.
Occorre bloccare la ricerca e lo sviluppo di ogni settore militare, smantellare o riconvertire gli impianti di produzione, sciogliere i corpi militari, eradicare il concetto, il mezzo dei conflitti armati dalla politica strategica del Paese. Esempi di appello al disarmo universale ce l'abbiamo già in Isaia, nel mezzo di terribili guerre. Isaia parla di una situazione in cui le spade vengono spezzate per fare aratri, le lance per fare falci, una nazione non alzerà più la spada contro un altro e nessuno imparerà più l'arte della guerra. Quindi vedete proprio questo disarmo universale di cui si parla. Ebbene, abbiamo avuto anche un progetto, un piano di disarmo generale completo, che è stato l'accordo McCloy-Zorin del 1961 fra Stati Uniti e Unione Sovietica, in cui proprio si mirava a raggiungere un disarmo generale e completo. Quindi abbiamo questi esempi. Di disarmo generale completo si parla anche oggi all'interno di un trattato internazionale molto importante, che è il trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Nell'articolo 6 di questo trattato, che è in vigore, dice che ciascuna delle parti del trattato si impegna a condurre quanto prima negoziati in buona fede su misure efficaci per il disarmo nucleare e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale. Purtroppo non viene precisato cosa devono fare le differenti parti, perché in questo trattato ci sono due tipi di parti: le parti che possiedono armi nucleari e le parti che non possiedono armi nucleari. E quindi bisogna precisare cosa fa in questi paesi, cosa fanno gli altri paesi. Non ci sono scadenze temporali, tanto è vero che il trattato è in vigore dal 1970, quindi dal 75, e ancora il trattato di disarmo generale completo certamente nessuno di noi se n'è accorto. Non c'è una sede negoziale, perché appunto si parla di negoziati, e non viene individuato l'organo di controllo internazionale. Per questo io penso che l'idea di disarmo generale completo, pur essendo stato studiato e pur essendo stato sviluppato nella dottrina, rimane un mito. Invece ci sono state delle situazioni di veri disarmi. Intanto il disarmo imposto ai vinti. Come dice Machiavelli, se un principe acquisisce uno Stato nuovo, allora è necessario disarmare quello Stato. Abbiamo visto il disarmo di Vercingetorige dopo Alesia, il secondo Reich nel 18, il disarmo della Francia nel 40, del terzo Reich nel 45, del Giappone nel 45 e dell'Iraq nel 2003. Questo disarmo imposto a chi ha perso una guerra in realtà genera instabilità sia localmente che globalmente. Inoltre è una fonte di frustrazione e di spirito di rivalsa che pregiudica la possibilità di creare una vera situazione di pace alla fine di una guerra. Poi abbiamo esempi di disarmo unilaterale. Il primo esempio significativo è della Francia e del Regno Unito, che negli anni 60 hanno deciso di eliminare completamente le armi biologiche dai loro arsenali. Gli Stati Uniti sono giunti alla stessa conclusione nel 1970 di eliminare queste armi biologiche. Poi gli Stati Uniti nel 91 hanno anche eliminato una classe di armi nucleari tattiche, cioè previste per impiego sul campo di battaglia. Il Sudafrica ha eliminato le sue armi biologiche nel 93 e ha eliminato anche le sue armi nucleari negli anni fra il 90 e il 94. Queste azioni sono ovviamente efficaci e immediate perché richiedono solo la volontà politica del paese che decide, a parte che ovviamente per arrivare a queste conclusioni ci sono conflitti interni, ma una volta deciso l'azione è immediata ed efficace. Perché si sono raggiunti questi disarmi unilaterali? Perché le armi erano obsolete, non erano utili per la sicurezza nazionale, erano pericolosi per il regime politico, questo in particolare il pensiero Sudafrica,
era sfavorevole il rapporto fra costi e valore politico e militare, ci potevano essere pressioni dell'opinione pubblica, prospettive internazionali. Ci sono vari fattori interni che hanno portato a questi disarmi unilaterali. Poi abbiamo un vero disarmo quasi universale, che è quello delle armi chimiche. Ebbene, dal 1997 è in vigore una convenzione che proibisce lo sviluppo, la produzione, l'immagazzinamento, l'uso di armi chimiche, impone la loro distruzione. Quindi, vedete, sono proprio tutte quelle caratteristiche che avevo detto di un vero forma di disarmo. Adesso ci sono 193 paesi parti di questa convenzione, manca Israele che l'ha firmata ma non l'ha ratificata, e manca Corea del Nord, Sud Sudan ed Egitto che non l'hanno neanche firmata. Questa convenzione prevede la distruzione controllata di 72.300 tonnellate di agenti, 8.670.000 milioni di proiettili, 97 impianti di produzione. Tutto doveva avvenire entro il 2008, in realtà il disarmo è stato completato il 28 febbraio dell'anno scorso, del 24. Questo è un vero disarmo che si è raggiunto internazionale ed è quasi universale, però ha impiegato, sono stati necessari 30 anni di lavoro, perché la prima bozza della convenzione risale al 1968 ed è stata entrata in forza nel 1997, quindi vedete 29 anni per riuscire a raggiungerlo. Questa è un'idea della difficoltà di un disarmo internazionale. Un altro problema che avete visto, fra il 2008, che era prevista la fine della distruzione degli impianti e dei proiettili, sono stati necessari ulteriori anni arrivare a 24. Perché? Perché ogni tecnica di distruzione delle armi chimiche, ma questo vale anche per altri tipi di armi, è complicata ed è costosa, quindi è un'operazione costosa. Il disarmo costa. Dopodiché ci sono problemi del rispetto ambientale per l'operazione degli impianti. Gli impianti che distruggono armi chimiche, nessuno vuole averli vicino a casa sua, quindi ci sono stati problemi di realizzare degli impianti che rispettino l'ambiente. Questo ha richiesto soldi, ovviamente, e tempo. Inoltre molte comunità locali si sono opposte ad avere vicino a casa un impianto di distruzione delle armi chimiche, ed è stata comunque necessario il controllo dell'organizzazione internazionale OPCW, che ha sede all'Aia, che appunto ha seguito, controllato e verificato il processo di disarmo. Quindi il disarmo, quando vogliamo un vero disarmo, è una cosa complessa, costosa e richiede tempo e intelligenza, capacità tecnologiche. Un altro, fra quelli che vengono chiamati forme di disarmo, ci sono i regimi di non proliferazione. Sono iniziative che mirano a impedire la diffusione di certi sistemi d'arma ai paesi che ancora non ce l'hanno. Ci sono due tipi di regimi di non proliferazione, quelli simmetrici, se riguarda tutti i paesi. Abbiamo visto le armi chimiche, è proibita la proliferazione per tutti i paesi, oppure un regime asimmetrico se esonera alcuni paesi dal conservare o produrre certo tipo di armi, e questo è il caso delle armi nucleari, dove 5 paesi sono autorizzati a mantenere le armi nucleari, mentre tutti gli altri membri non possono acquisire armi nucleari. I regimi di non proliferazione sono anche complessi, in quanto le armi atomiche, biologiche e chimiche richiedono dei materiali speciali e competenze specifiche per costruirla, quindi per impedirne la proliferazione occorrono controlli sui materiali, sui loro precursori, sulle tecnologie, e quindi è necessario creare un sistema, per quello si parla di regime e non di qualcosa di specifico, che richiede il controllo a vasto raggio di molte tecnologie e competenze. Fra
Un caso particolare di non proliferazione sono le zone libere da armi nucleari. Esistono dei paesi che hanno volontariamente rinunciato alle armi nucleari in una ben definita zona geografica, per cui gran parte dell'emisfero sud è attualmente privo di armi nucleari, rimane solo l'oceano Indiano e l'Oceano Atlantico, dove navi con armi nucleari possono muoversi, ma non possono muoversi nell'Oceano Pacifico meridionale né attorno all'America centro-meridionale. E quindi abbiamo l'America Latina e i Caraibi, è stato il primo, poi il Sud Pacifico, il Sud-Est Asia, l'Africa e l'Asia centrale. Queste sono zone dove i paesi hanno deciso di non... Ci sono varie convenzioni molto ben precise in cui non solo è proibito l'acquisizione di armi nucleari, ma pone dei vincoli anche ai paesi con armi nucleari. Abbiamo infine, fra le forme forti chiamate disarmo, il controllo degli armamenti. La differenza fra disarmo e controllo degli armamenti è che qui adesso si tratta di limitazioni alla quantità o qualità di certi sistemi d'arma o i modi di impiegarlo, senza però chiedere la distruzione delle armi. Non è. Quello che viene limitato è la quantità o la qualità, ma si permette il mantenimento di queste armi e rimangono ovviamente nella dottrina militare, nell'addestramento operativo, e quindi ci sono truppe specializzate per usarla. Comunque, pur essendo chiaramente limitato dal punto di vista del disarmo, il controllo degli armamenti è fondamentale, perché intanto migliora il bilancio fra i costi economici e sociali e la capacità di difesa, quindi riduce il drenaggio di risorse nazionali e fini militari. Il punto più importante è che allenta le tensioni internazionali e rafforza la stabilità del sistema globale. Inoltre, in caso di conflitto, questo riduce il controllo degli armamenti, riduce le distruzioni e le vittime in caso di conflitto. Quindi sono estremamente importanti. Per gli armamenti nucleari noi abbiamo delle forme di controllo, limitazioni geografiche, il Trattato dell'Antartide, dove non ci possono essere armi né atomiche, né biologiche, né chimiche, l'accordo dello spazio esterno, anche questo vale per tutti i tipi di armi biologiche, chimiche e atomiche, e un trattato che proibisce l'installazione di armi chimiche, biologiche e atomiche sul fondo marino. Inoltre armi nucleari non possono stazionare nelle zone denuclearizzate. Dopodiché abbiamo limitazioni allo sviluppo di armi nucleari. Abbiamo nel 1963 il bando parziale dei test nucleari, in cui è stato proibito fare esplosioni nucleari nell'atmosfera e nel mare. Nel 1974 anche i test sotterranei sono stati limitati dal punto di vista quantitativo. Dal 1994 si sta lavorando a un bando per la proibizione della produzione di materiali fissili esplosivi. Questo lavori sono bloccati, continuano a Ginevra, ma sono bloccati dal 1994 dal Pakistan, che proibisce lo sviluppo di questo accordo. Dopodiché nel 1996 è stato raggiunto un bando per proibire tutti i test nucleari, anche quelli sotterranei. Questo bando non è ancora in vigore. Per fortuna l'organizzazione che controlla il rispetto di questo bando, pur non essendo in vigore, questo funziona, per cui esiste una forma di controllo sui test, però è così complicato, sono poste delle condizioni così strette che il bando, a distanza ormai di tanti anni, ancora non è in vigore. Dopodiché, sempre nel campo delle forme di controllo degli armamenti, abbiamo delle limitazioni bilaterali fra la Russia e gli Stati Uniti, qualitative e quantitative. Il primo accordo risale al 62, quando c'è stato l'accordo segreto per la rimozione dei missili sovietici da Cuba, in cui gli americani hanno eliminato i missili Jupiter dalla Turchia. Nel 71 si è raggiunto un trattato di limitazione, SALT 1, che ha concluso.
Nel 1972 è stato un importante trattato per limitare i sistemi antimissile balistico, che non è più in vigore perché gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2002. Poi c'è stato un trattato chiamato SALT II per riduzione di sistemi nucleari, che è concluso. Nell'87 si è raggiunto un trattato che proibiva i missili agitati intermedia, che ha riguardato in particolare l'Europa, e questo non è più in vigore perché nel 2015 Trump ha fatto ritirare gli Stati Uniti. Esiste, poi abbiamo avuto per 20 anni il trattato START 1 che si è concluso nel 2011, poi c'era un trattato START 2 firmato nel 1993, di cui ma la Russia si è ritirata nel 2002, prima del suo compimento, e dal 2011 è in vigore il trattato New START che limita appunto i sistemi strategici. Questo però scade il prossimo anno, il 5 febbraio del 26, ed è attualmente stato sospeso dalla Russia nel febbraio del 23. Quindi questa è la situazione, vedete, abbiamo un unico trattato fra Stati Uniti e Russia che però in situazione ballerina. Più complicati sono le forme di controllo degli armamenti convenzionali, questo è molto più difficile. Abbiamo in vigore una convenzione che proibisce certe armi che sono considerate eccessivamente crudeli o indiscriminate, questo è dall'83, ed è articolato in protocolli. Ci sono attualmente 5 protocolli che limitano, non sono complete proibizioni, ma essenzialmente limitazioni, limitano le mine, i frammenti non rilevabili ai raggi X, le armi incendiarie, le armi laser accecanti e i residuati esplosivi di guerra. Questi sono attualmente in vigore. Poi c'è stato un trattato per la riduzione e la limitazione delle forze armate convenzionali in Europa, raggiunto nel 1990 fra i paesi della NATO e quelli dell'ex patto di Varsavia, in modo da ridurre le armi convenzionali e creare un equilibrio degli armamenti fra i paesi dell'est e i paesi dell'ovest. La Russia lo ha sospeso nel 2007 e ne è uscita definitivamente dal 23, quindi formalmente in vigore, ma certamente non c'è. Qual è la situazione attuale? Abbiamo visto che abbiamo il disarmo chimico essenzialmente, però in più adesso abbiamo una situazione di riarmo in crescita dal 2014 e accelerato dal 2020. Questo riarmo è sostenuto da intense guerre che sono diffuse in tutto il mondo, ce n'è 56, ce n'erano nel 2000 lo scorso anno, ed esiste una corsa al riarmo tecnologico, per esempio per produzione di nuovi sistemi, missili ipersonici, armi biologiche, armi cibernetiche, armi autonome, armi spaziali antisatellite. Inoltre il controllo degli armamenti è in crisi totale. Ci sono minacce di proliferazione nucleare, il trattato di non proliferazione non riesce da tanti anni a raggiungere una conferenza di revisione dove si raggiunge un accordo, non c'è nessuna prospettiva del disarmo. Quindi questa è la situazione attuale. Stiamo parlando di disarmo, però la situazione è questa. Le spese militari sono cresciute, si vede da questo diagramma. Nel 2024 la spesa totale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari, con un aumento quasi del 10% rispetto al 23, quindi in un solo anno, e del 37% rispetto al 2015. Quindi abbiamo una situazione veramente opposta a quella del disarmo. Questi sono i conflitti armati in giro per il mondo, quelli che erano nel 23. Inoltre abbiamo questo nuovo piano per il riarmo dell'Europa, in cui la Comunità Europea ha deciso che è giunto il momento per l'Europa di riarmarsi. Per garantire il nostro futuro occorre un massiccio aumento della spesa per la difesa europea. Quindi questa è un'affermazione strana, perché se vedete la curva, a partire dal 2015 i paesi europei hanno continuato ad aumentare enormemente le spese e nel 24 avevano raggiunto, solo i paesi europei della NATO avevano superato i 420, erano attorno ai 430 miliardi all'anno. Quindi
che fosse il momento per l'Europa di riarmarsi, io lo trovo particolarmente curioso, perché il riarmo dell'Europa serio è in corso dal 2015. Quali sono comunque le prospettive per il controllo degli armamenti? Per le armi chimiche occorre rilanciare il regime di non proliferazione. Anche in questo caso la Convenzione prevede ogni 5 anni delle conferenze di riesame per aggiornare la Convenzione e renderla più incisiva. Ebbene, ormai da le ultime 4 volte non si è raggiunto un accordo alla fine di questa conferenza. Lo stesso vale per le armi nucleari, in cui appunto le conferenze di revisione non riescono a portare degli accordi. L'ultimo lavoro è finito hanno finito il 9 maggio, dovevano finire, hanno chiuso un giorno prima perché era chiaro che non si riusciva a raggiungere nessun accordo. Un'altra necessità del controllo degli armamenti è che riprendano i negoziati russo-americani per l'estensione o la sostituzione del New START che scade fra pochi mesi. E questo erano iniziati i negoziati ma interrotti al momento della guerra in Ucraina. Inoltre sono importanti che finalmente gli americani e i cinesi comincino ad affrontare il problema del controllo reciproci degli armamenti. Per le armi convenzionali un punto che si sta studiando in modo con grande intensità da alcuni anni è il controllo dei sistemi letali autonomi, cioè armi autonome, robot, che anche decidono indipendentemente se uccidere i nemici, diciamo, oppure rispettarli. Tutte queste prospettive di controlli armamenti sono al momento condizionate dalla fine della guerra in Ucraina. Se la guerra in Ucraina non finisce, io non vedo possibilità che queste prospettive, pur necessarie, ovvie, possano fornire e procedere. Quindi disarmo, c'è spazio per la speranza, è un po' come coltivare papaveri nel cemento. Io penso che è necessario un profondo cambiamento del concetto di sicurezza e dei sistemi di difesa nazionale, però è anche importante che ci sia almeno qualcuno che continua a credere nella sua possibilità, ed è per questo che è importante anche l'incontro di questa sera, perché testimonia che sembra che qualcuno continui a credere nella possibilità del disarmo, ed è per questo che anche quelle forme di disarmo deboli di cui parlavamo prima sono importanti, perché tengono accesa la speranza. Grazie. Adesso passerei la parola a Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani, Antonio Papisca, titolare della cattedra UNESCO Diritti Umani, Democrazia e Pace, ed è professore di relazioni internazionali sempre all'Università di Padova. Faccio solo un commento, ma quello che ha raccontato Alessandro Pascolini si commentava da sola, però abbiamo visto un lungo periodo di lavorio su questo tema, ecco, quindi che mi ha anche, come dire, da un certo punto di vista non conoscevo e che è bene conoscere, perché voglio dire, forse non conosciamo e non diamo per scontato qualcosa, anche questo lavoro incessante che è stato fatto, importantissimo, degli anni passati. Adesso appunto vediamo un altro tipo, però c'è stato per tanti anni un lavoro e un credere, trattati, convenzioni su cui hanno lavorato per tante persone, uomini e donne. Grazie alla professoressa Plebani, grazie alla nostra presidente, professoressa Magaraggia, e grazie naturalmente all'Ateneo Veneto. È un piacere aver organizzato questo incontro insieme, Centro Diritti Umani e Ateneo Veneto. Peraltro noi qui al Lido di Venezia abbiamo un campus, il Global Campus of Human Rights, che è la più grande rete accademica che è impegnata nel campo della formazione, della ricerca sulla pace e i diritti umani. Dunque, insomma, il professore Pascolini ci ha già fatto una cornice non proprio interessante, non proprio bella, insomma, di quello che ci aspetta
è vero nei prossimi anni. Io non so se riuscirò a invertire la rotta, ma insomma partirei dal 1945. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nasce un sistema, un'architettura multilaterale. Nasce l'ONU, la Carta delle Nazioni Unite. Se abbiamo l'ONU lo dobbiamo a Roosevelt, lo dobbiamo al presidente americano. Attenzione, non è che pensare ai nipotini di Roosevelt, a questo in particolare che ha preso il potere negli Stati Uniti e che sta distruggendo il multilateralismo. Nasce quindi in un contesto, l'ONU e il sistema delle agenzie specializzate, in un contesto volto a garantire pace e sicurezza internazionale. Cioè l'idea dei padri e delle madri fondatrici dell'Ordine Mondiale di San Francisco è quella di fare in modo di creare un'organizzazione, un sistema al di sopra degli Stati che sia in grado di mantenere pace e sicurezza internazionale. Tant'è che possiamo vedere l'ONU come una sorta di governo mondiale. L'ONU è al centro, è l'organizzazione a raggio d'azione politica, a raggio d'azione universale per antonomasia, e poi c'è tutto un sistema di agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'UNESCO, e tante altre agenzie, quindi tanti ministeri di questo sistema, di questa architettura di global governance che viene creata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Bene, questa architettura si sviluppa anche a livello regionale e continentale, sempre tra il 45 e il 50, quindi nasce il Consiglio d'Europa nel 49, cosa distinta dall'Unione Europea, nasce l'Organizzazione degli Stati Americani, nasce l'Organizzazione per l'Unità Africana, oggi Unione Africana, nasce la Lega degli Stati Arabi, cioè l'idea si sviluppa e si mette in campo veramente un sistema che avrebbe potuto e dovuto garantire pace e sicurezza internazionale. E obiettivo strategico di questa architettura multilaterale è quello di dar vita ad un nuovo diritto internazionale. Per la prima volta nella storia dei trattati, nella Carta delle Nazioni Unite, vengono enunciati dei principi nuovi, rivoluzionari, il principio del divieto della minaccia o dell'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, il principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali, il principio di autodeterminazione dei popoli, il principio del rispetto dei diritti umani. Ed è lì, diciamo, il seme. Lì poi, dall'enunciazione di questi nuovi principi che l'ONU svilupperà nel corso della seconda metà del Novecento, nasce e si sviluppa un diritto internazionale nuovo, il diritto internazionale dei diritti umani, che è un diritto internazionale per la vita e per la pace, cioè un diritto internazionale che proscrive la guerra. 3 anni dopo la nascita dell'ONU, l'Assemblea Generale adotta, il 10 dicembre del 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il primo documento giuridico nel campo in materia di diritti umani, organico, 30 articoli dove vengono enunciati sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali. Ma il giorno prima, interessante questo, il giorno prima, il 9 dicembre del 1948, l'Assemblea Generale adotta la Convenzione per la repressione e la punizione del crimine di genocidio. 9 dicembre 1948, quindi dare un segnale forte dopo la Shoah, dopo lo sterminio degli ebrei e non solo. Ebbene, la Dichiarazione Universale poi sarà la madre feconda di questo nuovo diritto internazionale che ha nei 2 patti del 66 rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, i 2 pilastri, il cui identico articolo 1 riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli che non ritrovavamo nella Dichiarazione Universale.
e questo è uno degli importanti contributi che i paesi, no, che uscivano dal dominio coloniale, accedevano all'indipendenza, entravano alle Nazioni Unite, hanno portato allo sviluppo di questo cantiere universale sui diritti umani. I due patti, e poi abbiamo le tante convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani, contro la discriminazione razziale, contro la discriminazione nei confronti della donna, contro l'apartheid, contro la tortura, per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la più recente sui diritti delle persone con disabilità. Insomma, un corpo organico di norme giuridiche internazionali che questo corpo organico viene elaborato, no, da questa architettura multilaterale. E questi accordi giuridici sui diritti umani si sviluppano anche a livello continentale e regionale. Quindi nel Consiglio d'Europa, che adotta la CEDU, la Convenzione Europea sui diritti umani nel 1950, l'Organizzazione degli Stati Americani nel 69 adotta la Carta, la Convenzione Interamericana sui diritti umani e le libertà fondamentali, analoga a quella europea, dove si riconoscono solo i diritti civili e politici. Nel 1981 l'Organizzazione per l'Unità Africana adotta la Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, nel 2004 la Lega degli Stati Arabi adotta la Carta Araba dei diritti umani, tutti accordi giuridici, anche se si chiamano carte, eccetera. È vero, quindi l'architettura multilaterale che si sviluppa a livello universale e poi a livello regionale e continentale dice anche quali sono i valori, i principi, le norme che devono guidare, no? Qual è la spina dorsale dell'ordine internazionale e che tutti gli stati devono rispettare. E in quel periodo, sempre siamo lì all'indomani della seconda guerra mondiale, prende forma anche un altro diritto. C'erano già stati degli embrioni un po' prima, insomma a metà dell'Ottocento e poi nei primi del Novecento, che è il diritto internazionale umanitario. Il diritto internazionale umanitario, che non è da confondere con il diritto internazionale dei diritti umani. Il diritto umanitario sono le 4 convenzioni di Ginevra del 1949 e i 2 protocolli aggiuntivi del 1977. La ratio è diversa, cioè nel diritto internazionale dei diritti umani la guerra è proscritta, è vietata. Il diritto internazionale umanitario cerca di umanizzarla, di regolamentarla, cioè gli Stati dopo la seconda guerra mondiale danno vita sia al diritto dei diritti umani, ma anche in un'ottica di realpolitik, no, al diritto umanitario. Quindi cerchiamo di umanizzare la guerra, cosa ovviamente impossibile, umanizzare la guerra, lo stiamo vedendo a Gaza, no, ma lo stiamo vedendo anche in Ucraina e in tante altre parti del mondo, però questo diritto dice che non bisogna bombardare gli ospedali, non bisogna bombardare i civili, i prigionieri vanno trattati in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, per chiudere questa prima parte, molto rapidamente, c'è un altro diritto, un altro capitolo nuovo del diritto internazionale che nasce insomma dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, da questa architettura multilaterale più recentemente, che è il diritto penale internazionale. Siamo negli inizi degli anni 90, no? Le guerre nell'ex Jugoslavia e nella regione dei Grandi Laghi, no? Quindi i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità che si stavano commettendo in Bosnia, Erzegovina, e quelli che si stavano commettendo in Ruanda, in Burundi. E lì nascono, per iniziativa del Consiglio di sicurezza, 2 tribunali ad hoc per giudicare i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi rispettivamente nella ex Jugoslavia e in Ruanda, 1993 e 1994. E questa è una novità straordinaria perché si pone, si enuncia il principio della giurisdizione penale universale, cioè la responsabilità penale è sempre personale. Bene, in passato nel sistema della politica internazionale non c'era una responsabilità penale, possiamo perdere a Norimberga dove poi quello fu, no? E per cui la responsabilità era in capo allo Stato. Ecco, ora con questo nuovo diritto penale internazionale c'è una responsabilità anche dei capi di Stato e di governo, questi non possono più andare in libera uscita dopo che hanno commesso crimini. E
questi due tribunali hanno portato poi alla nascita nel 1998 dello Statuto di Roma, che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale permanente. No, gli americani, le amministrazioni americane dicevano e dicono ancora oggi 10, 100, 1000 tribunali ad hoc, ma nessun tribunale permanente, no, perché nessun soldato mai, nessun politico mai potrà essere giudicato da una corte diversa da quelle americane. E tant'è che gli Stati Uniti hanno boicottato la conferenza di Roma, tutto il processo di ratifica, insomma sono sempre stati contrari, naturalmente non sono solo, sono insieme alla Russia, alla Cina, Israele, insomma hanno dei buoni compagni di viaggio. Bene, quindi abbiamo questo diritto dei diritti umani, umanitario e penale, che è il frutto di questa architettura multilaterale. Ora, tutta sta roba qui è sotto le macerie di Gaza, è sotto le macerie di Kiev, è sotto le macerie di Aleppo. Questo è il punto. Questo è il punto. C'è la dichiarazione, no, dall'incipit del discorso di Guterres, del segretario generale delle Nazioni Unite, in apertura dell'Assemblea Generale il 23 o 24 settembre scorso, no, dice: sono sempre di più i governi che calpestano la Carta delle Nazioni Unite, che violano il diritto internazionale dei diritti umani, che non rispettano le decisioni delle corti internazionali e nulla accade. E lo dice il segretario generale dell'ONU, non lo dico io. Quindi cioè una persona che ha molte più informazioni di noi, è vero che ha anche molto più potere di noi. E quindi la situazione in cui oggi ci troviamo è una situazione in cui non si riesce a fermare lo sterminio in atto a Gaza e non si riesce a fermare l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Ora, 5 minuti ancora, per dire, fare una battuta su come provare ad uscire, no, dal tunnel in cui siamo entrati, in cui ci ritroviamo, alla luce anche delle considerazioni che faceva prima l'amico e collega Pascolini. Dunque, quindi io guardo, in questo momento non guardo tanto ai BRICS, guardo soprattutto all'Unione Europea, perché l'Unione Europea è stata da sempre una grande sostenitrice del multilateralismo. L'Unione Europea, diciamo, le comunità europee sono il frutto di quel seme a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, no? In questa architettura multilaterale ritroviamo anche le comunità europee, no? La dichiarazione Schuman del 9 maggio del 50 che dà vita alla CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 51, che poi ci porterà alla Comunità Economica Europea del 57 fino al Trattato di Maastricht del 92 e a Lisbona oggi. Cioè un processo non soltanto di cooperazione internazionale ma di integrazione, quindi di trasferimento di sovranità verso istituzioni sopraordinate agli Stati, pensate alla moneta unica, alla Banca Centrale Europea, alla politica agricola comune, eccetera. Bene, quindi l'Unione, usiamo questa espressione anche se facciamo riferimento agli anni in cui l'Unione non c'era ancora, c'erano le comunità europee, ma insomma l'Unione Europea nasce come un progetto di pace. No, questo è scritto nella dichiarazione Schuman del 51 e anche nel preambolo del Trattato CECA di Parigi. Nasce come un progetto di pace, cioè il tema, l'obiettivo è quello di superare le sovranità nazionali e i nazionalismi, cause che avevano causato le guerre mondiali, no? e dar vita appunto al superamento definitivo delle sovranità, dei confini attraverso questa federazione europea. No, Spinelli col manifesto di Ventotene ci illumina su questo progetto. Beh, ora l'Unione Europea, che appunto si sviluppa come un attore civile, non militare, un attore di soft power, un attore di promotore di norme, in tutti gli accordi di cooperazione, in tutti gli accordi di associazione che l'Unione Europea firma con i paesi terzi e i gruppi regionali, c'è la cosiddetta clausola diritti umani, la clausola dell'elemento essenziale, cioè io ti do il finanziamento, ti do il supporto economico se tu rispetti i diritti umani. Quindi insomma giocava un ruolo nel sistema della politica internazionale.
ed era riconosciuto questo ruolo. Bene, oggi l'Unione Europea ha adottato il doppio standard. Oggi l'Unione Europea ha deciso 18 pacchetti di sanzioni giustamente contro la Russia e nessun pacchetto di sanzioni contro Israele. Questo è inaccettabile. Cioè, il diritto è uguale per tutti, non c'è qualcuno che può stare al di sopra della legge. La legge è uguale per tutti, sia dentro i sistemi politici nazionali democratici, sia nel sistema della politica internazionale. Non si può dire sì al mandato di arresto contro Putin e no al mandato di arresto contro Netanyahu. Non si può far atterrare Netanyahu in Ungheria e non arrestarlo. D'accordo? È una violazione del diritto internazionale che ha compiuto l'Ungheria di Orban, ma che ha compiuto tutta l'Unione Europea, perché Orban è stato difeso da tantissimi paesi, compreso il nostro, che più volte il nostro ministro degli esteri ha detto, no, che se Netanyahu fosse venuto in Italia non sarebbe stato arrestato. Va bene, perché lo Statuto di Roma prevede il falso? Ci stanno dicendo un sacco di falsità. Lo Statuto di Roma non dice assolutamente, ha un articolo specifico proprio sui capi di Stato e di Governo che dicono che non hanno nessuna potere di tirarsi fuori di fronte ad un mandato, tirarsi fuori da un mandato d'arresto internazionale. E l'ultima è accaduta la settimana scorsa in Consiglio Affari Esteri dell'Unione. La Kallas, la ministra degli esteri europea, che porta in Consiglio la proposta di avviare la procedura, perché poi le cose nell'Unione Europea sono lunghissime, di avviare la procedura per sospendere l'accordo di associazione con Israele, luce di quello che sta facendo. 7 paesi su 27 hanno votato contro, compreso il nostro. Va bene? E la cosa va avanti perché non era richiesta l'unanimità. Però la situazione dell'Unione Europea è questa, e dirò una cosa in più, cioè l'Unione Europea, se noi andiamo ad approfondire un po', a capire anche perché, che cosa è successo, perché non si è riusciti a prevenire l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Attenzione, quell'aggressione è un crimine. La Russia è uno Stato fuori legge come Israele, sta violando tutte le norme del diritto internazionale, tutti i capitoli che vi ho ricordato prima, d'accordo? Nessuna clemenza, se ci può essere clemenza di fronte a un criminale come Putin. Però l'Unione Europea, in particolare la Francia e la Germania, nel 2014 e nel 2015, Minsk 1 e Minsk 2, i 2 accordi di pace per prevenire la guerra russo-ucraina, dove lo dico in una battuta perché non abbiamo il tempo, ma dove si prevedeva la modifica della Costituzione ucraina per fare uno Stato federale, per dare il self-government, l'autonomia al Donbass, e il ritiro delle truppe anche russe, e elezioni libere, un controllo sopranazionale, quindi con una forza di interposizione, cioè c'erano tutte le premesse per evitare quel conflitto. Ma dove è stata l'Unione Europea? Dov'era l'Unione Europea tra il 2014 e il 2022? Ora sta investendo centinaia di miliardi per armare Kiev. Ma perché non li ha investiti per fare un negoziato, per far rispettare gli accordi di Minsk, che né gli ucraini né i russi hanno rispettato? E quegli accordi sono stati fatti senza gli americani. Quindi c'era una responsabilità nostra, precisa. Quando tu anche parlavi di distrazione, forse tu... dove era l'Unione Europea? E lo stesso vale per il Medio Oriente. Cioè ci si sveglia il 7 di ottobre, il giorno dopo. Ma tu cosa hai fatto prima? Dov'eri prima? L'occupazione israeliana dei territori palestinesi è iniziata 70 anni fa, nel 1967. Gaza era una prigione a cielo aperto dal 2006. Dov'era l'Unione Europea? Non possiamo sempre dire ma abbiamo bisogno degli americani. Ma gli americani fanno i loro interessi. Noi dovevamo tutelare il popolo ucraino, noi dovevamo tutelare il popolo ucraino, noi dovevamo tutelare il popolo palestinese e non l'abbiamo fatto. Ora, la prospettiva, e chiudo, la prospettiva, non entro sul tema della difesa che ha appena accennato Alessandro, ma anche lì l'Unione Europea
lasciatemi dire solo questo, ma insomma nei documenti ora la parola d'ordine è costruire la pace con la forza. Questo lo ritroviamo anche nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo del 20 di marzo, costruire la pace con la forza. Se aprite il sito del Parlamento europeo c'è la bandiera dell'Ucraina con scritto con l'Ucraina fino a quando sarà necessario, e poi nei documenti c'è scritto con l'Ucraina fino alla vittoria. Ma se tu vuoi questo, vuoi la morte del popolo ucraino, io dico, perché tu di fronte non hai un piccolo paese, hai la Russia può continuare questa guerra per altri 30 anni, non gliene frega niente, tant'è che stiamo andando verso un'afganizzazione del conflitto, una balcanizzazione del conflitto, cioè proseguirà inevitabilmente. Come fa Zelensky a tornare indietro dopo centinaia di migliaia di morti? Come fa quando un accordo di pace dovrà sicuramente non prevederà la ripresa della Crimea, non prevederà la ripresa del Donbass, non entrerà nella NATO, non entrerà nell'Unione Europea se non tra 20 anni, perché per entrare nell'Unione Europea o rispetti le regole che sono state poste per entrarci, oppure non ci entri, a meno che la von der Leyen non cambia anche le regole. Quindi siamo dentro una situazione che non ha via d'uscita. La Russia l'ha persa la guerra, perché tanto Putin non potrà mai più uscire dal suo paese se non andare in Cina o da qualche altra parte. E chi ha perso più di tutti è il popolo ucraino. Quindi come uscire da questa situazione è molto complicato, è molto difficile, e non possiamo pensare che Trump ci porti fuori da questa situazione. Attenzione, Trump non è un uomo di pace, Trump non è un uomo per i diritti umani, d'accordo? Quindi no, lasciare che Trump faccia questo balletto con Putin è una cosa oscena. E l'Unione Europea dove sta? L'Unione Europea, l'Ucraina sta in Europa, non sta dall'altra parte dell'Atlantico. L'Unione Europea deve prendere in mano questo conflitto, questa guerra, e portarla a termine e avere una strategia del dopoguerra. Cosa si fa dopo la guerra? Si costruisce un muro tra noi e la Russia? Facciamo questo? È possibile. L'Unione Europea sta costruendo un sacco di muri al suo interno. Abbiamo buttato giù il muro di Berlino, ma siamo pieni di muri per bloccare quelli che scappano dagli inferni. Cioè l'Unione Europea non si preoccupa di accogliere, non si preoccupa di spegnere gli incendi in altre parti del mondo, si preoccupa di respingere quelle persone che scappano da quegli inferni, da quegli incendi. Questa è la situazione, questa è l'Unione Europea oggi. Perso completamente la bussola. Chiudo veramente. Allora, la prospettiva c'è, lo diceva bene Alessandro, il fatto che noi siamo qui oggi, no? Facciamo vivere l'organizzazione internazionale, facciamo vivere il diritto internazionale. Allora, a settembre all'ONU gli Stati hanno approvato il patto per il futuro. Il patto firmato anche dal nostro Paese. Il patto per il futuro è un bellissimo documento che noi tutti potremmo sottoscrivere, dove gli Stati si impegnano a fare tutto il contrario di quello che stanno facendo, cioè rilanciare l'ONU, il Consiglio di sicurezza, il diritto. Ora, gli Stati vanno avanti così, però quello che noi possiamo fare è chiedere ai nostri governanti di implementare quelle 58 azioni previste dal Patto per il futuro, perché se noi implementassimo quelle 58 azioni insieme alle azioni, ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, allora sì, veramente potremmo costruire un ordine internazionale più giusto, equo, solidale e democratico. Grazie. Grazie molte, non commento perché mi pare, però ecco, uno degli obiettivi di questo incontro era anche dare tutte le informazioni che voi avete dato, e credo che manchino le persone normali che leggono solo nei giornali, se li leggono, o nei comunicati televisivi eccetera, leggono solo lo status quo, credendo che questo sia
questo sia non solo il presente ma anche il passato, e questa architettura che è stata costruita in tanti anni, questa architettura intelligente, prudente, consapevole di tanti sforzi, non è conosciuta. Come dire, c'è stato un momento che si faceva questo, e quindi non è, come dire, non è l'immanenza, non dobbiamo pensare che sia sempre così il modo di procedere, che è quello attuale. Ecco, adesso ci dovrebbe essere Marianella, perché Marianella Sclavi, che ha insegnato etnografia urbana, arte dell'ascolto e gestione creativa dei conflitti al Politecnico di Milano, ma anche così ha messo in pratica questa gestione nei conflitti, anche il suo libro Nel Bronx, per esempio, Una signora nel Bronx, e qui ci porta invece la sua esperienza come cofondatrice di MEO, Movimento Europeo Azione Non Violenta. È stata 12 volte in missione con questo gruppo in Ucraina, con incontri ramificati e costruttivi. Quindi il suo tema è i 1000 ponti da costruire dentro una guerra. Qui dal punto di vista dei cittadini, quindi di una pace costruita dal basso, ma che ovviamente poi deve dialogare anche con le strutture internazionali. A te Marianella. Allora, salve a tutti. Io mi scuso di non poter essere con voi, ma io sono arrivata dalla Francia poco fa, sono arrivata di corsa qui per riuscire almeno a dare un contributo al vostro dibattito. Io mi occupo di gestione creativa dei conflitti da molti anni, ho studiato queste cose anche a Harvard, all'MIT, eccetera, e specialmente mi occupo di come si fa, come diceva l'ultimo oratore, il problema è come facciamo quando facciamo un accordo, che probabilmente è un accordo come il raccordo di Minsk, per esempio, che sulla carta funzionava benissimo, il Donbass diventava una specie di Alto Adige, quindi era una soluzione, poi dopo l'accordo non viene rispettato, allora il problema è discutere sulle armi, sulla guerra, sul disarmo, eccetera, dal punto di vista del chi e come si riesce a far rispettare le cose che sono scritte sui trattati, sulla carta, eccetera. E allora per capire questo è utile studiare i conflitti come quello di Cuba, come quello del Sinai, cioè tutta una storia di conflitti internazionali che sono riusciti a risolversi in modo positivo. Cosa è successo lì di diverso rispetto ai casi in cui è andato in escalation e la guerra rischia di essere una guerra che non finisce mai, no? Ogni reazione suscita ulteriori reazioni, eccetera. Quindi l'ottica che fa parte dei miei studi, dei miei scritti, anche a livello del Bronx, cioè anche nei quartieri in crisi c'è un problema di violenza, di criminalità, e anche lì c'è un problema di come intervengo per evitare l'escalation, per ricostruire un tessuto sociale civile, no? Quindi questo è il mio terreno di studio, quello che ho insegnato anche al Politecnico di Milano e che sto studiando anche adesso, eccetera. E grazie a questi interessi io sono in contatto da molti anni in collaborazione con un circuito italiano che si chiama I Piccoli Comuni del Welcome, il gruppo Sale della Terra, eccetera, che è un circuito di comuni virtuosi, di comuni che usano il soldo pubblico per veramente costruire posti di lavoro per i giovani locali, per i giovani immigrati, eccetera. Quindi alla luce del fatto che sono comuni virtuosi hanno interesse a capire come funziona la gestione creativa dei conflitti, perché quando tu cerchi di far partecipare i cittadini alla decisione di come vogliono che le linee guida delle interventi sul territorio, emergono i conflitti. Cioè, se dai la voce ai cittadini hanno poi opinioni e interessi divergenti e quindi devi saperli gestire. Questo per dire che quando è scoppiata l'aggressione in Ucraina,
insieme al circuito dei piccoli comuni del welcome, eccetera, abbiamo deciso di intervenire, no? Non solamente accogliendo i profughi e cercando di dare una mano, ma fondamentalmente andando lì ad ascoltare cosa succede, sentire la voce locale della società civile. Quindi veramente con un'ottica di linea di massima non violenta, no? Perché noi vogliamo effettivamente l'abolizione della guerra, eccetera. Però con un'ottica molto pragmatica. Allora, io personalmente sono andato 12 volte ormai in Ucraina, ma altri del gruppo del Movimento Europeo di Azione Non Violenta ci sono stati più volte. Stiamo adesso organizzando una grande manifestazione a Kharkiv di un giubileo della speranza per ottobre, e abbiamo fatto moltissime cose. Allora, io volevo parlare un pochino di questo perché è un modo molto concreto di discutere i problemi della guerra. La concretezza consiste in questo. Noi abbiamo incominciato dalla prima volta ad andare a Leopoli, poi siamo andati un po' dappertutto, attraverso un circuito di medici. Quindi il nostro interlocutore era un circuito di medici, di ospedali che lavorano in ospedali, eccetera, che facevano turismo medico, cioè accoglievano i pazienti che andavano a curarsi in Ucraina e mandavano i loro pazienti in vari ospedali in giro per l'Europa, eccetera. E questi qui erano dei medici che, quando c'è stata l'aggressione, si sono messi a disposizione della lotta armata, nel senso che il primo che abbiamo incontrato erano 3 notti che non dormiva perché andavano avanti e indietro a curare i feriti, eccetera, però totalmente solidali con la difesa, il diritto di difendersi anche con le armi, e quindi questo è stato un primo circuito molto interessante perché appunto è di gente normale, gente, tu li incontri, in realtà era quella gente lì che ti racconta come ha potuto l'entrata dei carri armati, poi inizialmente loro erano da quelle parti lì, stavano arrivando a Kiev, no? Come vi ricordate bene, i 60 km carri armati, eccetera, e loro ci hanno messo a disposizione gli autobus che usavano per il turismo medico, che noi ovviamente poi pagavamo gli autisti e l'autobus, però avevamo questa possibilità di muoverci per tutta l'Ucraina grazie ai loro contatti e ai mezzi anche di trasporto, eccetera. E l'altro circuito è il circuito della Chiesa greco-cattolica, perché eravamo ospiti in quel caso del seminario di Leopoli, che è il più grande seminario in Ucraina, dove tutti, cioè c'è un centinaio di studenti di teologia, poi c'è il direttore, eccetera, la gente che parla pure italiano, fra l'altro, perché hanno studiato quasi tutti a Roma, ovviamente, però anche loro totalmente schierati dalla parte del diritto della difesa armata. Quindi il nostro primo incontro e ci portavano a vedere, cioè vi vogliamo mettere il naso in quelle cose, quindi ci hanno portato a vedere tutti i villaggi, cioè tutte le cose, il fatto che una gran parte della popolazione della parte est dell'Ucraina si è spostata all'ovest, e quindi i comuni dell'ovest si sono trovati con triplicata la popolazione nelle scuole, negli ospedali, dappertutto, perché questi qua sono scappati ovviamente e sono arrivati lì. Quindi questo è stato il nostro inizio di discussione anche sopra come si fa, cioè la discussione, forse queste discussioni poi funzionano bene quando vai a mangiare insieme, a bere qualcosa insieme, cioè diventano discussioni proprio da persona a persona. E il centro della discussione è stato cosa bisognava fare per evitare, esattamente la domanda che vi ponevate anche voi alla fine, no? Cioè che cosa è mancato, no? Perché noi ucraini siamo quelli che paghiamo sulla nostra pelle il fatto che l'Europa non è riuscita, non aveva nessuna strumentazione né politica, né di politica estera, né di governo europeo né militare in grado di intervenire intanto per far valere gli accordi, a incominciare da quello di
il memorandum di Budapest, perché scusate, prima ho sentito una parte della relazione precedente, il disarmo nucleare. Beh, l'Ucraina è stato uno dei paesi che nel 1994 ha restituito, aveva praticamente tutte le armi nucleari della Russia, erano lì, le ha restituite alla Russia su pressione degli Stati Uniti, eccetera. No? Quindi, questa gente ti dice, cavolo, abbiamo fatto male, se li avessimo tenuti non ci avrebbero aggredito. Quindi intanto cominciamo a parlare, sentire cosa pensa la gente veramente. No? In seguito abbiamo costruito una rete, intanto con tutto il circuito delle amministrazioni locali, con tantissimi sindaci. Questi sindaci, con la guerra, una buona parte sono diventate donne, ovviamente, come voi potete immaginare. No? Quindi questi qui ci hanno chiesto, vogliamo discutere di come funziona una democrazia che dà voce alla gente. Quindi noi abbiamo portato in Ucraina Gregorio Arena, i patti di collaborazione, le idee sopra una democrazia partecipata, no? E che accanto a questo ci sono stati anche patti di gemellaggio, eccetera, però abbiamo fatto riunioni di 30 sindaci italiani che sono arrivati lì con 30 sindaci ucraini a discutere di questo. Quindi quando io sento dire da voi l'Ucraina ha perso ormai perché è troppo debole e la Russia può andare avanti 50 anni, tutte queste cose qua, questo non corrisponde all'umore che io percepisco delle persone con cui io interagisco quando vado in Ucraina, e poi dopo diventano amicizie queste, perché poi in situazioni così drammatiche quella solidarietà diventa una cosa che non te la togli più di dosso. No? Devo dire che ovviamente c'è una enorme angoscia, cioè, lì ci sono morti in continuazione, nelle chiese c'hai 7 funerali al giorno, c'hai questi ragazzi che vanno in giro senza una gamba, senza un braccio, cioè è una cosa assolutamente atroce, oltre al fatto che ti arrivano i missili sull'ospedale. Abbiamo visitato l'ospedale di Kiev il giorno dopo del missile, è una cosa atroce perché c'erano i bambini lì. Allora, però questo medico che ci ha portato, tanto per dirvi il clima, il medico dirigente dell'ospedale che ci ha portato a vedere il luogo in cui c'è stato il disastro, il missile, eccetera, e lì c'era una fotografia di una sua collega, giovane medico, che è morta difendendo col proprio corpo un bambino, che sono quelle cose che ti fanno piangere anche solo a ricordarle. Ci diceva, incazzato, no? Dite ai vostri governi che noi abbiamo diritto a difenderci. Quindi noi abbiamo diritto di avere dei missili che impediscono che i missili russi arrivino qui. Quindi l'idea è, noi abbiamo il diritto di... l'Europa quando veniamo attaccati e ci dice che dobbiamo solamente usare gli ombrelli, difenderci, ma non possiamo attaccare i luoghi da cui arrivano i missili, ci sta impedendo di difenderci e sta in fondo avvallando il fatto che Putin spara sui nostri ospedali e noi neanche sulle sedi da cui partono i missili, sui centri militari russi. Quindi questo è a Kharkiv, adesso organizziamo questa cosa, parliamo con la direttrice del museo, con quello della filarmonica, con tutte le persone vere della società civile che stanno lì, e queste persone sono assolutamente decise a non cedere. Questa è la situazione che noi vediamo. E dicono, forse un po' sorridendo se volete, noi vinciamo perché noi abbiamo la cultura. Questa vi ripeto una frase che hanno detto, no? Allora questo qui è allora, rispetto a questo, e con questo finisco perché se no non finisco più, una delle cose tante cose che abbiamo fatto, abbiamo costruito un villaggio della pace con Mario Cucinella, che raccogliendo i fondi, eccetera, costruito dagli abitanti locali, quindi noi gli abbiamo offerto i materiali e gli abitanti locali hanno costruito questo villaggio della pace. Ma una cosa che abbiamo fatto,
che ci un po' caratterizza è, insieme agli ucraini, a questo punto con 2 convegni di una giornata intera, convegni gruppali con i tavoli di lavoro, eccetera, in cui c'erano tutte le rappresentanze ucraine, da quelle della società civile fino a membri del Parlamento nazionale e tutto il circuito locale. C'erano i rappresentanti delle chiese, perché abbiamo organizzato 2 iniziative interreligiose in cui tutti i rappresentanti di tutte le chiese, meno unicamente quella ortodossa russa, Cirillo, perché quella lì, essendo totalmente schierata con l'aggressione, era difficile da far venire, anche se in Ucraina stanno cercando alcuni di mantenere un dialogo pure con loro. Comunque in questi convegni, 2 giornate di convegno, una in un anno e in un'altra con tempo, sono giornate di convegno sulla proposta dei corpi civili di pace. Quindi è stata una discussione che abbiamo portato avanti su quale Europa, come deve essere un'Europa capace di impedire l'escalation, cioè l'Europa continente garante della gestione dei conflitti a livello locale, al suo interno e internazionale. Questo è l'ideale sul quale ci muoviamo insieme agli ucraini. E questo è molto importante, perché riconoscere che loro, avendo subito questo, sono i primi in Europa a avere il diritto a aver voce in capitolo è fondamentale. Quindi, perché i corpi civili di pace, in 2 parole, cosa sono? Sono un'organizzazione proposta da Alex Langer dal 1995, con la guerra in Jugoslavia civile, eccetera, che ha la capacità, di cui adesso non ho tempo di parlare, di intervenire prima per evitare l'escalation, cioè in Donbass, no? Dal 2014 e prima ci fossero stati, c'erano le missioni OXE, ma i corpi civili di pace sono una cosa diversa, molto più importante, più seria, più finanziata e più autorevole, con maggiore potere politico. Ci fossero stati i corpi civili di pace, probabilmente questo avrebbe dato un grosso contributo a impedire l'escalation e a realizzare gli accordi di Minsk. E poi i corpi civili di pace servono, una volta che hai sei riuscito a finire una guerra, a ricucire il tessuto sociale. Quindi sono delle persone che sono formate e preparate, che sono in grado di andare sul terreno, parlare con la gente da persona a persona, non in modo burocratico, non in modo giuridico, ma con un atteggiamento di ascolto attivo e di capacità di farsi carico dei problemi della gente e insieme a loro elaborare delle capacità di intervento sul territorio. Okay. Quindi il Movimento Europeo Sempre sta facendo questo. In questo momento stiamo facendo anche lo sciopero della fame per Gaza, e io in questo momento non riesco a farlo perché sono ulteriormente in viaggio, ma dal 2 giugno mi unisco a loro, anch'io, sperando che serva qualcosa in questo sciopero della fame. Grazie. Quindi l'universo nel quale ci muoviamo, se volete che vi dica il mio pensiero fino in fondo, io penso che l'unico modo per arrivare alla fine della guerra è la deterrenza. Cioè, io ho studiato la crisi di Cuba, eccetera, McNamara, che era il rappresentante dell'America, come ha gestito la cosa, eccetera. L'unico modo è far capire alle parti che se usano le armi non gli conviene. Quindi quando tu blocchi l'uso delle armi, come è successo anche lì, anche nel caso non è che il trattato di Helsinki è venuto fuori dal nulla, è venuto fuori dal fatto che per davvero le parti hanno usato la deterrenza come uno strumento che impedisce, rende inutile pensare di poter vincere con le armi, e a quel punto ti tocca negoziare. Ma il negoziato non è una questione perché c'è il trattato lo fai. Il trattato va benissimo, però per fare in modo che il trattato sia rispettato devi avere la deterrenza. Questo io penso che valga anche oggi per
la soluzione della guerra in Ucraina. Questo aprirebbe un discorso, però io sto già vedendo che da quando Merz, quando per esempio un ministro tedesco ha cominciato a dire che i missili Taurus possono essere dati all'Ucraina per fare di lunga gittata per colpire le basi missilistiche russe, Putin ha già incominciato a cambiare cose, ha incominciato a dire sì, allora facciamo un altro incontro. Quindi secondo me la deterrenza è il vero strumento dentro il quale poi discuti il vero disarmo. Grazie Marianella, grazie mille. Grazie a voi. Bene, visto che si è anche parlato dei contatti con i comuni, gli enti locali, adesso la parola va a Francesca Benciolini, che appunto è assessora alla cultura della pace del comune di Padova, laureata in lingue e letteratura straniere, ha lavorato in diversi contesti, sia aziendali che nel privato sociale, prima di essere eletta nel 2017 e poi confermata nel 2022, e come amministratrice si è occupata in particolare di risorse umane, quartieri, sussidiarietà, cooperazione internazionale, pace, diritti umani e nel secondo mandato anche di politiche abitative e in particolare progetti legati a organismi e luoghi di partecipazione. Benissimo. Grazie mille, grazie dell'invito. Mi sento, insomma, abbiamo avuto delle illustrazioni molto autorevoli e ringrazio perché partecipare con Marco Mascia, con Alessandro Pascolini a questi incontri è sempre per me molto, anche sempre partecipare a una formazione permanente. Io vi do alcune pennellate un po' di che cosa significa nella nostra realtà cittadina di Padova il pensiero sul disarmo, a partire un po' da questa parola che avete scelto. Allora, la prima cosa che mi viene da pensare è innanzitutto che le città sono i luoghi in cui le persone vivono, crescono, si formano, e quindi noi abbiamo un ruolo importante nella formazione di quelle che saranno le persone che oggi e domani vanno a decidere, e vanno a decidere anche su questi temi importanti. Vedete qui una carrellata, la dico all'inizio, una carrellata di azioni e di situazioni che proprio si collocano all'interno di alcune città venete, alcune anche città più piccole, perché diciamo mi servo di una serie di immagini che sono state viste assieme nel corso del General Course sulla risoluzione pace, risoluzione non violenta dei conflitti dell'Università di Padova, a cui Marco Mascia ha invitato anche noi amministratori proprio un po' in questa. Quindi mi accompagno con queste immagini che ci danno proprio questa come idea. Nelle città le persone vivono, crescono, si formano la loro idea. Quindi il ruolo delle città nell'arrivare anche a creare società e comunità di pace è un ruolo fondamentale, perché anche la pace si impara e anche il disarmo si impara. La seconda cosa che mi viene da dire è che le città, cioè noi se adesso pensiamo a Gaza, se pensiamo alle città dell'Ucraina, sono le prime vittime delle guerre. Quindi noi comuni, noi città, ci sentiamo veramente direttamente coinvolti e implicate in qualsiasi conflitto. Io ogni tanto attraverso la mia città e immagino di essere a Gaza e di vedere tutto quello che come amministrazioni costruiamo ogni giorno in termini di infrastrutture, scuole, ospedali, comunità, relazioni, dentro quel contesto là. Cioè, noi potremmo essere una di quelle città, una città dell'Ucraina, una città della Palestina, ma anche, ricordiamocelo, tante altre città di cui non sappiamo nulla e che sono invece investite da altrettante situazioni violentissime. Cioè, in Africa stanno succedendo delle cose e, tanto per cambiare, non se ne sente parlare. Sudan, Congo. Quindi, come città siamo direttamente implicati, direttamente coinvolti, sia perché siamo il luogo dell'abitare, sia perché siamo come amministrazioni coloro che
costruiscono le città in termini appunto di infrastrutture e di comunità. E quindi per me è veramente io mi sento direttamente toccata come amministratrice che si deve prendere cura del suo territorio ogni volta che vedo un altro territorio che è così devastato, perché facciamo una fatica terrificante a riuscire a tenere insieme le cose nei nostri territori, e l'idea che una situazione di queste, che sentiamo sempre più vicini, sempre più urgenti, possa nel giro di poco spazzare via tutto il lavoro, tutto il pensiero che sta dietro anche alla felicità delle persone che abitano le nostre città, è veramente dilaniante. Inoltre, se penso a quanta fatica facciamo come comuni ad avere le risorse per garantire e tutelare i diritti delle persone che vivono nei nostri territori, a me sentire una prima ministra con una disinvoltura incredibile dire dobbiamo arrivare al 2% del nostro PIL in armamenti mette anche un certo fastidio proprio fisico, nel senso che è possibile che quando si parla di diritti bisogna sempre annaspare, e quando si parla di armamenti invece improvvisamente le cose si fanno senza nessun problema. E questo è un altro tema che riguarda il tema degli armamenti e il tema delle città. E in tutto questo, ecco, Padova è una città internazionale, abbiamo una università che ha 800 anni di storia, è nata nella leggenda perché è stata fondata da una persona, da un guerriero scappato da Troia, quindi dal Medio Oriente. È una città in cui, appartenendo poi alla Serenissima, come Venezia, insomma, siamo stato crocicchio, luogo di incontri, e abbiamo oggi delle comunità importanti che ci mettono in contatto con i loro mondi di provenienza. 33.000 persone provengono da altri paesi, in un contesto di 210.000 abitanti, e sono di varie comunità. Quindi abbiamo una comunità molto internazionale per persone che sono venute a studiare, a insegnare all'università, per persone che vengono per lavoro. Abbiamo una cooperazione internazionale molto viva. Abbiamo 80 associazioni a Padova che sono iscritte all'area del registro delle associazioni comunali, all'area diritti umani, pace e cooperazione internazionale, realtà che lavorano con la cooperazione internazionale. Quindi Padova un po', ogni volta che succede qualcosa nel mondo, ha qualcuno sul territorio che porta direttamente testimonianze, contatti e relazioni con quel mondo, e questo fa parte del nostro tessuto ed è per noi molto importante, costituisce la nostra città. Quindi se penso a tutte queste cose che stanno un po', diciamo, sullo sfondo del mio pensiero su disarmo e città, le cose che mi vengono da pensare sono tante. Disarmare una città parte comunque dalle parole, dalle azioni che noi mettiamo in piedi, e tutta l'azione di un'amministrazione si può orientare al disarmo in questi termini. Allora penso alle volte che tentiamo, l'indicazione del nostro sindaco per esempio in questo momento è chiara: mantenere un livello di dialogo con tutte le istituzioni cittadine, perché il bene della nostra città passa attraverso la capacità di dialogare con tutti e di tenere basso il livello del conflitto. Questo passa attraverso le azioni, passa attraverso le parole, passa attraverso tutto quello che è la relazione all'interno della città. Ci sono poi delle cose molto specifiche, delle azioni che passano attraverso il nostro quotidiano. Oggi la mia collega che si occupa di pari opportunità ha lanciato un programma che coinvolgerà tutte le scuole di tutti i livelli della nostra città, e lo fa insieme alla Fondazione Cecchettin perché tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze incontrino nella parte finale di ogni ciclo scolastico delle attività che promuovano la comprensione di come si arriva alla violenza di genere e di come ci si può invece formare a un dialogo e a un rispetto dell'altro e dell'altra, che permette di abbassare il livello di questa violenza che vediamo. Anche oggi abbiamo l'ennesimo femminicidio, ma ultimamente i nostri giornali
sono stracolmi di queste esperienze e di queste cose laceranti, e anche qua sono situazioni che si giocano nelle città, quindi i comuni hanno una responsabilità, e quindi scegliere di dare anche dei linguaggi e delle opportunità di formazione che disarmino questo tipo di relazioni è un nostro dovere ed è fondamentale. È fondamentale agire in questa direzione di non violenza e di ricucitura, per esempio attraverso programmi che riguardano le politiche abitative, il tema degli sfratti, che sono delle azioni molto violente, possono essere delle azioni molto violente nel nostro territorio. Quindi mettere in atto delle politiche di dialogo tra le parti che intervengono in uno sfratto per cercare di fare in modo che non si arrivi ad un livello alto di violenza, ma si disarmi anche questo, che è un atto che a volte è dovuto, ma che comunque trovi delle soluzioni diverse da quelle violente, credo che stia dentro una politica di un'amministrazione che crede nel disarmo. Come anche dare voce a chi normalmente voce non ce l'ha. A Padova abbiamo una commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, perché delle 33.000 persone che non hanno la cittadinanza nel nostro territorio, ce ne sono 20.000 che non votano alle amministrative. Dare loro voce vuol dire riconoscere anche le differenze ed evitare che salga, attraverso invece lo strumento del dialogo, che salga la tensione che è dovuta alle differenze. Quindi darci e dotarci della possibilità di evitare un armamento, un riarmo, diciamo, dato dalle differenze e dalle non conoscenze reciproche. Poi abbiamo come città, dal 91, abbiamo un territorio molto attento e molto sensibile a tutti questi temi, appunto 80 associazioni impegnate in questi temi, un centro di Ateneo per i diritti umani, un ordine degli avvocati con cui tante volte lavoriamo su questi temi dei diritti per tutte e per tutti. Dal 91 abbiamo accolto come città nel nostro statuto comunale, su iniziativa proprio del professor Papisca dell'attuale centro di Ateneo per i diritti umani, a lui intitolato, abbiamo inserito all'interno del nostro statuto comunale proprio un richiamo a tutti quelli che sono i principi che ci sono stati raccontati adesso, e in nome di questo abbiamo non solo un assessorato dedicato, molte sono le città e i comuni che hanno una delega specifica, tante volte è data ai consiglieri, nel nostro caso a un assessore, abbiamo anche un ufficio dedicato con delle risorse umane e un po' di budget, e quindi grazie anche a questo ufficio riusciamo a organizzare moltissime attività all'interno del territorio. Sono attività che facciamo sempre in rete con le associazioni presenti, sono attività all'interno delle scuole. Abbiamo un programma in cui le associazioni competenti che ogni giorno lavorano su questi temi entrano nelle scuole superiori per dare non soltanto la possibilità di approfondimento, ma anche la possibilità di conoscere realtà che lavorano in questi ambiti, e quindi legando il mondo della scuola al mondo dell'associazionismo attivo. Promuoviamo il servizio civile all'interno del nostro comune, ma anche all'interno del territorio. È la prima risposta di obiezione di coscienza. Il nostro comune cerca di partecipare sempre in rete con le associazioni alle molte campagne sul disarmo. Abbiamo aderito alle moltissime campagne che sono state promosse, che hanno portato anche come esito a molti dei trattati che sono stati citati prima. Molte sono le mozioni consiliari che arrivano a essere discusse in Consiglio proprio grazie a questa parte di popolazione che man mano ci porta e ci permette di conoscere dal dentro le situazioni che si verificano nel mondo. Partecipiamo poi a reti, perché questo per me è il metodo. Il metodo è già un pezzo della strada. Il dialogo passa attraverso anche il dialogo con tutti gli attori del territorio, associazioni, università e quant'altro, che insieme con noi lavorano su questi temi. E allora facciamo parte di questa rete veneta di enti locali che hanno delle deleghe sulla pace e i diritti umani, da cui appunto le immagini che vedete. Facciamo parte della rete del coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani, che oggi trova la sua azione più conosciuta nella marcia Perugia Assisi,
ma che ha in realtà una programmazione che dura tutto l'anno e che ci mette in contatto con tantissime amministrazioni locali in tutta Italia, e manteniamo un alto anche contatto con tutti quei paesi che, grazie alla cooperazione internazionale e a quelle comunità, più ancora che ai paesi, che grazie alla cooperazione internazionale e ai gemellaggi ci danno, abbiamo la possibilità di conoscere direttamente, perché credo che oggi per un comune la prima cosa da fare è quella che è stata ben illustrata da Marianella Sclavi, cioè quella di fare incontrare le persone, fare incontrare le comunità, e penso che questo sia uno dei doveri che ogni amministrazione comunale deve porsi davanti, se non vuole soltanto guardare al proprio ombelico, ma darsi anche un ruolo, come ci indicano tutte le dichiarazioni, la dichiarazione universale dei diritti umani ci richiama al fatto che ogni livello di governo ha la sua responsabilità, e questo è quello che cerchiamo di mettere in piedi. Dunque, allora io chiuderò velocemente, avevo preparato, anche se forse il dibattito meriterebbe, ma insomma volevo ricordare, visto che parliamo di disarmare la parola, le parole sono importanti, in questo caso volevo ricordare una scrittrice, lo farò velocemente perché in questo caso cogliere anche l'occasione per ricordare che il movimento, diciamo, il pacifismo delle donne ha una storia molto lunga che non potrò qui come dire, ripercorrere, ma sarebbe bello fare una puntata solo su quello, sui legami tra pacifismo delle donne e femminismo, legami non sempre facili e complicati, molta strada è stata aperta anche all'estero più che in Italia, ma anche in Italia. Ma insomma volevo ricordare, e qui tra l'altro abbiamo anche studiosi, H. Foscari, una rivista che è Deportate, Esule, Profughe, che proprio l'anno scorso ha dedicato un fascicolo su questo, ma insomma volevo ricordare questo tema del disarmo, la grande madre del disarmo, che è Berta Sofia Kinski, conosciuta come von Suttner, che nasce nel 1943 a Praga. Era nata da un maresciallo asburgico, però sua madre, che era molto più giovane del marito, non era nobile, quindi lei riuscì ad avere un'ottima educazione, sempre un po' da paria, a conoscere le lingue, ma poi disastrose condizioni economiche, dovette fare quello che facevano le donne con una certa cultura quando non avevano soldi. Cosa? Fare la governante. E quindi lei entra a fare la governante, l'istitutrice delle figlie del barone von Sutter. E qui siamo nel 1873, qui conosce il figlio minore Arthur, a 7 anni meno di lei, nasce un amore, però è osteggiato, lei quindi se ne deve andare, va in cerca di lavoro a Parigi perché Nobel cercavano una segretaria. Quindi lei conosce Nobel, poi tornerà, la faccio in breve, riusciranno a sposarsi segretamente e a fuggire in Georgia. Ecco, in Georgia lì si deve mantenere facendo lezioni e tutto questo, ma siccome era scoppiata la guerra russo-turca, cosa fanno questi due sposi? Anche lei diventano corrispondenti di guerra, e quindi lei va in queste zone e vede il macello che comporta la guerra ne tiene ricordo. Quando tornano a Parigi viene a conoscere l'esistenza dell'International Peace and Arbitration Association, e lei è entusiasta, questa idea di sostenere l'istituzione dei tribunali arbitrali per dirimere i conflitti tra le nazioni prima che la parola passasse le armi, e quindi fa proprio l'appello del britannico Ordos Pratt e tornata a Vienna si documenta,
studia tutta questa faccenda storica e scriverà questo libro bellissimo, Giù le armi o Abbasso le armi, che viene pubblicato in 29 edizioni, 20 lingue, anche in italiano, sollecitata la pubblicazione da Matilde Serao. Io l'ho letto questo libro, appunto lo dico brevemente, La forza delle parole, perché lei inventa parole nuove e con ironia, perché la protagonista è figlia di un militarista e il padre, quindi questi colloqui, lei e siccome anche la protagonista va su un campo, sui campi di guerra, perché prima il primo marito muore nei conflitti, il secondo lei va a cercare in mezzo ai feriti, eccetera, in mezzo ai campi di battaglia. Le descrizioni che lei fa, senza, come dire, non sono retoriche, e nel libro smonta tutta intanto l'educazione, gli stereotipi di genere, è molto moderna in questo, però lo stereotipo di educazione del giovane soldato e l'educazione della giovane che deve in qualche modo supportare, ma non fa solo questo, tra l'altro con uno spirito totalmente laico, una scrittura agile, ma stiamo parlando di un romanzo che esce in un contesto sociale fortemente militarizzato, quindi è qualcosa veramente di nuovo. Lei infatti critica i manuali di storia che raccontavano la storia come una successione di battaglie, una cosa che gli storici, noi storici verrà affrontata ben dopo con la scuola delle annale e degli altri, quindi lei in anticipo. Ed è un romanzo molto fortunato. Io va così? Scusa. Volevo far vedere un'altra donna, ma non importa. Ecco, talmente fortunato che va a finire anche sulle insegne del cioccolato o delle vignette. Lei che fa cenno al dio Marte di scendere, insomma, quindi ricevete i complimenti di Lev Tolstoi, con cui lei ebbe una lunga corrispondenza, avevano visioni anche un pochino diverse, ma lui la paragonò il suo romanzo alla forza che ebbe l'altro testo fondamentale di una donna, cioè La capanna dello zio Tom, della scrittrice americana Harriet Beecher Stowe, che si batteva contro la schiavitù dei neri. Come dire che la letteratura delle volte ha più forza di 1000 proclami, ma non si limitò a scrivere, perché lei cominciò a stringere una fiterella di relazioni con pacifiste e pacifisti, governanti, consorti di governanti, con economisti, con industriali, proprio per sostenere questa idea, e l'idea che per lei significava disarmo e istituzione di corti di arbitrato. Questo sono quello che lei vuole, con un'attività indefessa. Non si trattava di un'idea di pace armata, quella di cui si parla oggi. No, lei, il suo credo era nessuna guerra senza se e senza ma. Prima si depongano le armi e poi si discuta. Stimolò la fondazione di altre società in Europa, non ho detto che aveva fondato con Alfred Friedel la Società Austriaca per la Pace, e si collegò in Italia a Ernesto Teodoro Moneta, ex garibaldino e giornalista, protagonista di La grande stagione pacifista italiana, fine 800, primi 900, presidente dell'Unione Lombarda per la Pace e il Arbitrato, che fonda l'Almanacco per la Pace, chiuso dal fascismo negli anni 30. Nel 1891 lei si reca alla Conferenza Mondiale per la Pace a Roma. Questo è anche per ricordare tutta questa storia che c'è dietro, che abbiamo dimenticato, spazzato via, o che anche i giornali, i media non ci raccontano di quanto appunto c'è stata un'architettura. Qui c'erano una ventina di stati, non solo europei, c'era anche Victor Hugo, per la prima volta prende la parola una donna, ed era proprio la prima volta in Campidoglio, Berta von Suttner, e proprio parlando dell'arbitrato internazionale di questa urgenza. E lei riuscì anche a mettere d'accordo tra le varie tendenze. Ora, non era facile, neanche in quel tempo,
Lei arriva a Roma che è un personaggio discusso con grandi caricature, una donna che entrava con questa forza nello spazio pubblico, si occupava poi di politica e di una parte della politica non ritenuta adatta alle donne. Vedete alcune delle caricature che la ritraevano, tanta era, ma a Roma lei si impone come donna autorevole e molto efficace. Organizzò nel 1899 all'Aia, assieme alla femminista tedesca Margarete Selenke, la prima manifestazione pacifista internazionale delle donne, e partecipò alle convenzioni dell'Aia del 1899 e 1907 e anche di suo impulso si istituì la Corte Permanente d'Arbitrato. Fece molti viaggi, una donna che ha speso tutti i soldi che aveva, viaggi a Berlino, qui la vedete a Berlino, vedete anche ho voluto far vedere le immagini, no? Questa forza di questa donna e di come si impone, cioè come la sua autorità viene ascoltata. Partecipò nel 1904 al Congresso Mondiale per la Pace di Boston e qui la vedete, qui siamo proprio in America e insieme a una delegazione di donne tra cui c'è la moglie di Winston Churchill e anche la moglie di quello che era il presidente Roosevelt che l'aveva accolta. Fu appunto nel 1905 fu insignita del Nobel per la pace, prima donna ad accoglierlo. Morì nel 1914 il 21 giugno, quindi una settimana prima dell'assassinio di Sarajevo. Ma non ho tempo qua, ma il discorso che lei fece quando ricevette l'Oscar è un discorso bellissimo. Leggo solo le ultime righe, perché forse riguardano l'oggi, che riguardano la conferenza dell'Aia che doveva svolgersi dopo. E dice l'ordine del giorno: sebbene i sostenitori dell'attuale struttura della società, che accetta la guerra, si presentino a una conferenza di pace preparati a modificare la natura della guerra, stanno fondamentalmente cercando di mantenere intatto il sistema attuale. I sostenitori del pacifismo dentro e fuori la conferenza difenderanno tuttavia gli obiettivi del disarmo e faranno un altro passo avanti. Grazie.